No, I'm not a writer. Questi li ho fatti scorso anno, Wow. restaurati. Praticamente gli ho tagliato la testa, le zampe e tutto, e gli ho rifatto tutto perché volevo riscolpirli. Mi fa, ma no, perché dopo spendo soldi, e alla fine gli sarebbe costato probabilmente di meno rifarli completamente. E questo è tutto fatto in resina, scolpito anche il pelo, tutto una pastella di resina, no? Resina poliestere, quella che si usa per fare le barche, però modellata con dei attrezzini inventati da me. Sono l'unico che modella in questa maniera qua. Vabbè, questi sono sempre quelli vecchi restaurati, questo qua, fatto ancora nel 98, il modello. Questo invece è roba loro del parco, vedi che è tipo Godzilla. Sì, sì. Questi invece sono restaurati. Questo qua, questa cosa terribile, questo è, hai visto quello tutto piumato? Sì. Ecco, questo l'ho, diciamo, cestinato e rifatto correttamente, ecco. Allora oggi sabato 9 giugno. giugno, si va che mi dà una mano ogni Compleanno tanto di mia perché mamma. sennò il compleanno di sua mamma giustamente, è venuto il Claudio a darmi una mano a sistemare il camperino, sai che no, forse tu non sapevi, ho metà camper marcio praticamente, se le famose infiltrazioni, no? E allora adesso giustamente essendo un vecchio camper si è offerto Claudio, che Claudio restaura i dinosauri, cioè quindi capisci, cioè, Essendo vecchio come un dinosauro, sto camper. veramente buono. Aspetta perché siamo partiti in quinta, allora che cazzo, cosa stiamo facendo? Innanzitutto siamo, diciamo, nella casa vecchia, allora intanto stiamo trapanando le parti marce del camper per riempirle con, Poliuretano espanso. esatto, ste paroasse qua del prima mattina così, sì, Esatto. sono le 3 del pomeriggio, però insomma... Nessuno ti ha Lo sparato so. sul camper. No, 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 Ecco. no. E infatti cioè, tu lo vedi qua, vedi tutti questi puntini, dice che ti hanno schittato addosso, invece no, cioè, sono tutti i punti da trapanare per risanarlo, hai capito? Porca di quella troia. Esatto, poi li chiuderemo con sigillante. Yeah. Sabato 16 giugno 2018. Il video di oggi è fatto alla vaghetta va. Diciamo che sto continuando la ristrutturazione del camper. Ho fatto intanto i cerchi alla buona neri con le scritte bianche, dopo forse gli metterò i copricerchi da decidere. Sono andato avanti con i buchi nelle parti, diciamo, infiltrate e ho soffiato bene, che così sono venuti fuori tutti i truccioletti di legno bagnato, e adesso ci diamo la colla. Non più il poliuretano espanso, bensì questa cosa qui. Questa cosa è una schiuma che non si allarga come il poliuretano espanso e ha bisogno della sua pistola che ho già preso. Vediamo. Ok. Sì, diciamo viene a linea, dopo bisogna stare attenti a come la si spruzza. Aspetta che... Questa è la retina che mi serve poi per verniciare, ecco, se magari non la sporchiamo già. Ok, è mollissima e dopo diventerà dura. Ciao CP! Oh! Ok, aspetta che c'è stato un sbordamento interno da pulire. Là! Faticata estrema. Sto finendo di grattare il tetto, che approfitto perché ho la scala, dopo il resto magari senza scala posso grattarlo, tipo se domani vado in giro. Sì, era giusto fare un po' un aggiornamento, dai, che alla fine sono andato avanti tanto a brigare, non ho spiegato niente. Allora, cosa succede? Allora, come puoi vedere, vedi, ho stuccato il tutto, quindi ho bucato col trapano, ho cercato di far uscire più legno marcio possibile, era tutto segatura bagnata alla fine, insomma, quindi soffiando, spingendo e battendo un po' è venuta via. Poi ho riempito con quella schiuma lì, ecco sì, meglio far vedere, se no dopo mi bestemmi dietro. Allora, questa è quella specie di schiumetta, tipo il poliuretano, solo che una volta dentro, quando si secca, non si espande, cioè questa resta così com'è.
Per farla andare si usa questa specie di pistoletta, vedi? Fatta apposta. Poi per pulirla gli attacchi sopra questo prodotto qui. 2 giorni a mia nonna a sgrassare come un ludro. E dopo alla fine, vedi, è stato grattato tutto con la carta vetrata. I buchi ovviamente sono stati stuccati perché capito sì che è impermeabile quello che vuoi, però. E dopo via di sgrassatore ovunque. È stata una bella impresa, però intanto vabbè, tutto bello sgrassato e pulito. Poi vedi nei bordi c'è questa specie di schifezza qua. Questa dentro, questa specie di gommino. Io qui sotto l'ho tolta, puoi vedere ci ho messo l'isolante anche qui, dopo devo grattare i bordi una volta che è finito ovviamente, è chiaro, non lascio le sbavature. Che mi manca poi da risigillare il tetto e poi sì, vabbè, si vernicia per il momento bianco e dopo deciderò. Ok, dai, era giusto fare l'aggiornamento.